A voi la linea. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, di nuovo buonasera sulle magiche onde di Radio Libertà, chilometro Zoom con Antonino Danna e Lorenzo Viviani e il nostro gradito ospite, l'onorevole Marco Campomenosi. Buonasera. Sei mutato, Marco, mi sembra, io non lo sento. Sì, Mettere la voce. sì, Ci appunto. sei? Ci siamo? No, non si sente. Oddio, madonna, guarda, sta qua è da veramente... Scusate anche, perché io conosco Marco e Marco tra poco prenderà il computer e lo lancerà. Senti, fai una bella cosa, chiudi la chiamata Skype dell'onorevole Campomenosi, che lo chiamo io direttamente sul telefono. Chiudi. È il bello della diretta, però ne facciamo una. Beh, ragazzi, qua è veramente maccheronica. Allora, Ecco, se non do colpa a te, la colpa di Antonino, io lo so, ti giustificherò sempre. Ora dovrebbe chiamare. Adesso dovrebbe andare? Sì. Pronti? Oh, finalmente! Ce l'abbiamo fatto. Allora, ma io vi sentivo benissimo. Ma noi eravamo noi che non sentivamo te, caro Marco Campomenosi. Salutiamo il nostro Marco Campomenosi che Ben non trovato. di presentazioni, non ha bisogno di presentazioni perché è sempre stato ultra disponibile a partecipare a questa trasmissione un po' sociopatica, un po' psicopatica, dove parliamo di agricoltura e di problemi dell'agroalimentare. Allora, Marco, a livello europeo, la scorsa puntata abbiamo parlato della minaccia del Mercosur. Chi meglio di te, che si è occupato anche di commercio internazionale, si sta occupando anche di queste tematiche all'europeo, ci può spiegare cosa vuol dire questo acronimo, questa parola Mercosur? Beh, il Mercosur è un gruppo di paesi, no? Del Sud America che da tanti anni sta negoziando un accordo commerciale con l'Unione Europea. Dovete sapere che purtroppo tra le competenze esclusive delle istituzioni europee c'è quella sul commercio internazionale. Nessun paese dell'Unione purtroppo per i trattati di Lisbona può decidere autonomamente su dazi, su accordi relativi all'import-export dei prodotti. I paesi del Mercosur sono l'Argentina, il Brasile, il Paraguay e l'Uruguay. Non sono tutti i paesi del Sud America, sono alcuni col Cile, c'è un accordo a parte, eccetera. Il negoziato è terminato dal 2019, cioè da quando io ero stato eletto parlamentare europeo. Poi per una scusa e per un'altra, per veti incrociati prima di una parte e poi dell'altra, non è stato mai ratificato. Allora, cosa succede? I paesi dell'Unione, i governi, delegano la Commissione a negoziare. La Commissione termina un negoziato e dice, buon, questo è l'accordo. Il Parlamento europeo può solo dire sì, no, e basta, perché ovviamente è l'istituzione democraticamente eletta ed è quella dove voi cittadini avete meno potere. E dal 19 che c'è questo tira e molle, prima perché c'era Bolsonaro di là e non era bello fare un accordo con quel cattivone di Bolsonaro, e poi perché l'Argentina aveva espresso dei dubbi, adesso l'Argentina è contenta perché c'è un presidente iperliberista. Prima ho sentito il direttore parlare del liberismo. Ecco, io sono in Lega da tanti anni, ho tanti amici liberisti, ma per me è il secondo aggettivo peggiore del mondo dopo Sampdoriano. Ecco, cioè, Sampdoriano e liberista. Se mi dite Sampdoriano è leggermente peggio che dirmi liberista, ma non che dirmi liberista sia questa cosa bella. Però cosa succede? Succede che ci sono stati dei blocchi reciproci da parte dei verdi europei, c'era una critica sul Brasile che era solamente di tipo politico, e l'unico paese dell'Unione dove qualcuno ha detto ma siamo sicuri che questo accordo vada bene è la Francia, che piace o non piace è un paese dove le débat public, come dicono loro, è sempre molto vivace. E allora cosa è successo? Visto che voi cittadini avete questo potere di eleggere i vostri rappresentanti, hanno detto sì, vabbè dai, l'accordo è una figata pazzesca, però facciamo che lo sigliamo
dopo le elezioni europee, magari se no poi la gente si preoccupa e vota i sovranisti ancora di più di quello che poi in verità è accaduto. Ed è quello che esattamente è accaduto. L'avevo detto ai 4-5 che mi conoscono e mi seguono, avevo detto guardate che il Mercosur tornerà forte sul tavolo dopo le elezioni europee, siamo a ottobre, la nuova Commissione von der Leyen non è neanche ancora entrata in forza, ora siamo nel periodo delle audizioni che si svolgeranno a novembre, tutti i nuovi commissari, l'italiano è Fitto, chi si occuperà di trade, di commercio internazionale, alla fine dovrebbe essere in parte Šefčovič, sarà una roba tutta confusa dove ci sono competenze sull'industria, sull'agricoltura, su tutto, su quello che riguarderanno tanti diversi commissari, perché la von der Leyen non è riuscita a dividere bene i compiti tra l'uno e l'altro, anche perché ci sono tante divisioni politiche, tenere insieme quella specie di maggioranza è molto delicato. Il risultato, loro entrano in forza il 1° di dicembre, una delle prime pilloline che vi faranno digerire, o meglio che cercheranno di far digerire agli agricoltori europei, sarà questo accordo che, ripeto, il negoziato è terminato nel 2019, dal 2019 a oggi sono accadute tante cose, cioè c'è stata una pandemia, ma siamo sicuri che anche se fossimo tutti liberisti, free trade come il direttore, ma siamo sicuri che magari riguardarlo non sarebbe una brutta idea? Cioè sono così matti gli agricoltori francesi a dire ragazzi, secondo noi aprire ulteriormente alla carne proveniente dal Sud America ci sembra, come direbbero gli elettori liguri impegnati nelle prossime elezioni regionali, una belinata. Scusate che ho parlato. No, ma infatti ma volevo aggiungere proprio per far capire anche ai nostri ascoltatori, perché era un tema, Marco, che come dicevi te era un tema vecchio, c'era un tema passato, c'era un tema che insomma ne avevamo parlato tutti e poi era rimasto stoppato, congelato, è rimasto nel tempo, no? E c'era proprio questa battuta che hai fatto finale, mi voglio aggiungere questo timore gigantesco, ad esempio, del pollame, mi ricordo, si parlava di tutta la parte avicolo, della parte delle carni, l'utilizzo di ormoni in maniera massiva in certi paesi del Sud America. C'era questa cosa, ora non so se ti puoi andare nel dettaglio, però ci sono delle serie su quello che potrà arrivare in barba, fammi dire, alla reciprocità che dovrebbe vigere come anche, diciamo, principio cardine dell'Europa sulle importazioni, sulle esportazioni da parte di questo continente, del nostro continente. Invece in barba a tutto questo sembra proprio che poi dovremo sorbirci, insomma, da Rotterdam principalmente arriverà tanta rumenta all'interno del nostro paese. Sì, tra l'altro con i criteri di controlli che ci sono nei porti del nord Europa, dove c'è un risk management che non è certo quello italiano e francese del guardare a chi crea problemi di quel tipo alla nostra capacità produttiva, ovviamente sarà assurdo. Ma allora va detto questo, allora, la stragrande maggioranza dei governi europei, e io temo anche il governo italiano attuale, è favorevole a questo tipo di accordo. Perché è favorevole? Perché se noi mettiamo sulle colonne in più e su un'altra colonna in meno, nei più c'è la possibilità per gli altri settori produttivi che non sono quelli dell'agricoltura e dell'allevamento di avere accesso ai mercati sudamericani di quei paesi che ho menzionato prima con maggiore semplicità. No? Quindi se voi parlate con Confindustria è arrabbiata perché questo accordo non c'è ancora, ok? Ma nella colonna dei meno ci sono gli stessi che sono in quella diavolo di colonna del cavolo per ogni accordo commerciale, con quello del Mercosur, con qualsiasi. Forse l'unico accordo commerciale che ha stipulato l'Unione Europea che va a favore dei nostri agricoltori è quello con il Giappone. Ma cosa volete? Quindi scusami, gli agricoltori dicono sempre, i pescatori dicono sempre che ci si vende negli accordi internazionali, ci si vende l'agricoltura, ci si vende la pesca, ci si vende l'agroalimentare in favore
tanti altri settori. Allora non è tanto una cosa campata in aria. Ma attenzione, io non è che di queste cose parlo nei bar, anzi io nei bar parlo del Genoa, se possibile, quando mi fa stare bene, che gioca bene. Io di questo ne parlo, ne ho parlato alla Commissione europea. Quando ero parlamentare europeo ponevo delle questioni, ero l'unico in Commissione Commercio Internazionale, gli altri mi guardavano con degli occhi come dire: ma cosa dice questo? È una cosa bellissima. Io dicevo: ma scusate, mi potete dire quale sarà l'impatto sull'allevamento, sul settore avicolo, su quello, su quell'altro? Dicevano: e cosa vuole che sia? Sarà un impatto di un 1% in più di importazioni di quella categoria produttiva, di quel tipo di carne. Ma il problema è che se la Commissione dal 2009 al 2020 più o meno ha stipulato una ventina di accordi commerciali e ciascuno ha dato delle aperture a paesi del Sud America, dell'Africa o dell'Asia rispetto all'import di questo tipo di produzioni, è chiaro che chi ne paga le conseguenze sono sempre i nostri produttori agricoli, che tant'è vero sono gli unici che protestano, tra l'altro non in tutti i paesi. A me piacerebbe, perché io lo so benissimo, le associazioni di categoria col diretto Confagricoltura si sono espresse in questo senso, comprendere se c'è la possibilità perlomeno di prevedere delle compensazioni, perché io non ho niente contro l'import di certi prodotti, io sono aperto, ma questo tipo di accordi è un tipo di accordo che oggi non ha più senso, perché il tema non è tanto quello di abbassare i dazi per permettere di avere più approvvigionamento, ma sarebbe quello, in alcuni accordi questo si è fatto, quello con la Nuova Zelanda, quello che forse arriverà con l'Australia, di stabilire degli standard produttivi simili, perché allora se io impedisco ai miei agricoltori e allevatori di utilizzare certi prodotti, perché dico che fanno male all'uomo, devo fare accordi commerciali e far entrare produzioni solo da quei paesi che usano gli stessi standard, perché se no non solo favorisco la produzione da paesi terzi, non solo metto a rischio la salute dei cittadini, ma favorisco la delocalizzazione di chi dice: ma io perché devo produrre qua in Europa quando ho tutte queste limitazioni, quando c'è un accordo commerciale con certi paesi e mi conviene andare là, produrre là e esportare verso l'Unione Europea. Insomma, sono questioni molto complesse su cui la Commissione Europea è stata troppo superficiale in questi anni, ed non è un essere critici rispetto alla paura di aprirsi al mondo, è un essere concretamente preoccupati rispetto a chi vuole mettere in difficoltà i nostri allevatori. Sì, assolutamente d'accordo con te. Antonino, 2 secondi perché poi andiamo a chiudere. No, in tutto questo, oltre al Mercosur che peraltro nei prossimi mesi molto probabilmente diverrà una zona di riserva di caccia della Cina, visto e considerato che se vince Trump saranno imposti dei pesanti dazi sull'America Latina e di conseguenza commerciare con gli Stati Uniti d'America sarà molto meno conveniente. Ecco, a maggior ragione, oltre al Mercosur, questa Europa a livello estero, da chi altri si dovrà guardare? Soprattutto se vince Trump, a noi altri cosa tocca? Ma allora, a Bruxelles ovviamente non solo non vogliono parlare di Mercosur, perché il nostro gruppo, il gruppo dei Patrioti, quello di cui fanno parte i parlamentari europei della Lega, proprio l'altro giorno ha ancora richiesto di avere un dibattito in aula su questo accordo commerciale, ma purtroppo, e devo dirlo, gli amici dei conservatori e dei popolari insieme alla sinistra hanno preferito non volerlo, questo dibattito, proprio per non suscitare preoccupazione, proprio per avere un voto blitz su questa cosa. Secondo me dal 7 novembre ci sono talmente tanti aspetti positivi rispetto alla situazione degli Stati Uniti, qualora vinca Trump, che superano quelli negativi e di contrasto che a volte preoccupano Bruxelles, perché effettivamente è vero,
un maggiore protezionismo da parte loro può creare dei problemi alle imprese, ma in verità alcune preoccupazioni di Bruxelles sono state esagerate negli anni passati, perché poi, attenzione, gli Stati Uniti sono quelli che, pur andando anche loro verso la direzione di quella esagerazione che è il tema della transizione ecologica, hanno fatto delle norme talmente snelle da attirare investimenti di grandi imprese europee come la Volkswagen, che ha deciso di produrre negli Stati Uniti pur di non incappare nei lacci e lacciuoli europei. Quindi secondo me il rischio è che gli Stati Uniti attireranno ancora di più investimenti, perché a quel punto, venendo meno una stagione del libero scambismo che non serve a nulla, e con un mondo così complesso dal punto di vista geopolitico, dove ci sono crisi, dove c'è il canale di Suez intasato che ogni tanto si blocca, dove ci sono guerre, dove ci sono gli Houthi che sparano a casaccio, a un certo punto chi ha le risorse energetiche e le materie prime, gli Stati Uniti hanno quella caratteristica e la Cina ha quella caratteristica, si faranno un po' i fatti loro. Chi governa le sorti dell'Unione Europea, nonostante i cattivoni patrioti gliel'abbiano detto tante volte, non credo abbia coscienza del fatto che questa sovranità nella capacità di produzione energetica e di acquisizione delle materie prime diventi effettiva. Quindi c'è grande preoccupazione da parte stucchevoli, sì. Come l'altro. Pronto? Una norma, ne parlavo con Sento... no, da noi non si può, ma la Commissione non ha dei... Te lo senti, Anto? Io non sento niente. No, io non lo sento più, ho abbandonato la conversazione. Marco Campanosi, ne approfittiamo per andare un attimo in pubblicità, lo proviamo a richiamare per salutarlo e così lo riprendiamo dopo. D'accordo, a tra poco. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. A voi la linea. Grazie Lawrence. Allora, rieccoci qua. Adesso cercheremo di riprendere ovviamente l'onorevole Campomenosi per concludere questa nostra puntata. E anche perché devo salutare perché mi sta venendo giù il diluvio universale sopra la testa, non so se lo sentite perché sono in macchina, confesso, sono in un cantuccio seduto dietro in macchina, fermo e non so neanche cosa stia succedendo all'esterno, ma sento che sta venendo giù veramente. Lo richiamo io, sì, Lawrence, lo richiamo io. Dimmi. A tutti i doriani esprimiamo la solidarietà perché sono stati un po', diciamo, attaccati dal nostro grande Marco Campomenosi. No, io non voglio entrare in queste guerre di religione, per carità. Però detto questo è proprio tipico spicolosità genovese. Il ligure, il genovese è risuleo, parla poco, parla ceo. Marco non le manda a dire, è una persona veramente sincera. Tra parentesi, mi fa piacere averlo in trasmissione, Antonino, perché è veramente uno spaccato su Bruxelles che tante volte ci viene riportato dai giornali, ci viene riportato sì. Pronto? Eccoci. Scusatemi, è caduta la linea. Va benissimo, intanto ci avviamo alla conclusione, abbiamo dovuto fare anche lo stacco pubblicitario. Sì. Ti ringrazio Marco, prima di tutto lo stavo dicendo, per la tua ligurità, genovesità, perché come si dice, genovese, risureo, parla poco, parla ceo, e
come parli chiaro te, non c'è nessuno. Tra parentesi, lo voglio ricordare agli ascoltatori, ve lo dicevo un secondo fa, quanto sia importante avere delle notizie non rimanipolate dai giornali, notizie chiare e diciamo che arrivano direttamente dalla Commissione, arrivano direttamente dal Parlamento europeo, arriva direttamente da Bruxelles. Questo è un valore aggiunto, perdonatemi, che ha questa radio, che non si possono permettere gli altri, perché poi quando andate a sentire gli opinionisti anche sulle grandi televisioni sentite sempre una notizia che vuole essere canalizzata in una certa maniera. Noi abbiamo la fortuna in questo caso, e lo rinviteremo, se naturalmente senza fargli penare questa via crucis fra Skype, telefono e WhatsApp, al nostro amico Marco Campomenosi, perché servono persone così che ci possono portare informazioni, ci facciano ragionare un po' con la nostra cabina, persone che studiano e che lavorano per l'Italia a Bruxelles. Io ringrazio Marco Campomenosi e alla prossima allora, Marco. Sì, anch'io ringrazio voi assolutamente. Tenete conto che ora la Lega fa parte di un gruppo che è molto grande, dove io ho l'onore di essere vice segretario generale. Avere 84 parlamentari europei, con cui gli 8 parlamentari europei della Lega possono lavorare ogni giorno insieme, è una cosa pazzesca. Stiamo già bloccando alcune iniziative, perché a volte, quando il PPE non dà il sostegno alla sinistra e si rivolge invece a noi per difendere i produttori, certe iniziative le riusciamo a bloccare. Ora vedremo da dicembre con la nuova commissione se c'è la volontà di cambiare. Io, sono un pessimista per natura, però se ci saranno delle possibilità, insomma, i nostri si faranno sentire e io sono a disposizione per aggiornarvi. Vi avete visto, vi ho raccontato anche gli argomenti a favore di un accordo che a me non piace. Non ho raccontato solo quelli che sono gli aspetti che mi preoccupano. Quindi da questo punto di vista c'è anche onestà intellettuale di far ragionare i nostri ascoltatori magari in autonomia. Magari che quando ci sarà l'insediamento della commissione, parleremo con te, Filippo Pozzi, magari se vorrà essere anche lui nostro ospite, dei 2 commissari che interessano a questa trasmissione principalmente, che sono quello alla pesca, che fra parentesi il curriculum mi sembra malissimo, perché è un ciprota che ha insomma un biologo, una persona che dovrebbe sapere almeno lo stato di salute del mar Mediterraneo, e con l'agricoltura non lo so, ti dico la verità, non sono ancora andato a vedere, quindi insomma avremo possibilità di parlarne insieme nelle prossime puntate. Perché sì, Hansen è un lussemburghese, alcuni del nostro gruppo vogliono anche sostenerlo perché sicuramente rappresenta un cambiamento rispetto a certi pericoli, però la von der Leyen sui temi della transizione, che colpiscono anche molto il mondo agricolo, ha messo una spagnola ultra ambientalista, quella che aveva fatto la sceneggiata di arrivare a un Consiglio europeo in bicicletta con le auto della scorta dietro. Sì. È una roba ridicola. Ecco, il livello è anche quello lì. Ci sono dei commissari seri con cui si può lavorare, altri saranno veramente a un livello di retorica di ultrasinistra preoccupante. Vedremo come riusciranno ad andare avanti. Di sicuro, come dicevi, il cipriota è in gamba, altri sono in gamba e speriamo che non mettano troppi ostacoli rispetto alla possibilità dei nostri agricoltori e dei nostri pescatori di lavorare, perché poi è quello che ci chiedono, cioè non è che vogliono chissà che cosa, poter lavorare. Grazie a Marco Campomenosi, ringraziamolo e complimenti naturalmente per la posizione che ricopri e per soprattutto le informazioni che fai arrivare sulle nostre frequenze. Grazie Marco Campomenosi, un caro saluto. Grazie a voi. Ciao. Di nuovo un saluto. Ciao. E allora noi riprendiamo qui la linea, ce l'abbiamo fatta ad avere l'onorevole Campomenosi. Ce l'abbiamo fatta. Ebbene sì. I mezzi di Antonino Danna ce l'abbiamo fatta. Oggi non mi hai fatto ancora Craxi oggi. Beh, non ero diciamo così, cioè, così d'amblè mi chiedi Craxi, cosa ti posso dire? Di solito una citazione la fai sempre, trovi sempre il modo per filarci un po' Craxi, non lo so come mai, hai proprio questa craxianità nel sangue te. Già. Col garofano, ma arrivare che un giorno col garofano appuntato sulla giacca. Vabbè, ora tu mi stai veramente provocando. Quando faceva gli spot con l'immenso Minoli, disse veniva intervistato: onorevole Craxi, ma allora come dobbiamo reagire al problema della droga? Abbiamo paura. Io non sono uno che ha paura, anzi
Sulla droga bisogna essere fermi e coraggiosi. E soprattutto il garofano è un antico simbolo di libertà ed è bene che questo fiore se lo mettano tutti. Partito Socialista Italiano, cresce l'Italia. Va bene, io... Ma perché drogarsi quando uno può pensare a queste cose? Infatti, no, a parte che secondo me te fai uso pesante di stupefacenti e non lo sappiamo perché non si spiega. No. Se io mi drogassi sarei normale, probabilmente. Non usi sostanze psicotrope, non No, usi... no. Comunque la cosa, infatti... Ho smesso pure di fumare da 2 anni, quindi... Ci sono tante cose che possono, sicuramente ci sono esperti più in gamba di me che servono a dire ai ragazzi di non andare, non so perché sono infilato in questo cul-de-sac della droga, però 30 secondi li lo dedico. Perché ho fatto un craxi strepitoso, lo sai, ma tu sei però... un maiale e non mi dai soddisfazione. Tuo padre sì, ma tu no. Mettili un applauso, Lorenz, non sei sì, l'applauso. Quando parte ecco. con il taxi poi gli fai l'applauso, no? Vabbè. Bene, adesso sparisci. No, adesso sparisco dicendo questo, però hai ragione che una delle cose più belle che io quando parlo con qualche ragazzo che ha avuto dei problemi in passato o che ha dei problemi adesso col discorso droga, gli dico sempre: guardate ragazzi, il cervello è una cosa che è fantastico nutrirlo e farlo funzionare. Cioè, esatto. La cosa che molte volte, perché poi puoi dirgli che fa male, puoi dire delle dipendenze, puoi dire tantissime cose, ma la cosa più bella è farli appassionare, fargli capire che leggi, studi, capire le cose, il dibattito, cioè c'è 1000 cose a cui interessarsi e il cervello deve essere sveglio, quindi mai annebbiato, mai rincoglionito, perdonami. E quindi è una delle cose che a me, diciamo, mi è sempre piaciuta perché la penso veramente, perché è una di quelle cose che ti evita e dici: allora, devi essere col cervello sveglio e quindi non ti puoi buttartelo in palla. Detto questo, io vi saluto, vi lascio con una cara amica. Antonino, fai il gentleman, sei un gentleman, ma con questa io voglio che lo sei. Beh, con lei io sono sempre stato un gentleman. Al solito mi eclisso per spostarmi in un'altra zona e per cercare di sopravvivere sotto questo nubifragio. E ancora un saluto a tutti voi, gli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie per aver supportato questa puntata che è ancora più assurda e più un po', diciamo, stata un po' più difficile del solito. Grazie a tutti. Tra una settimana, grazie. Ciao. E adesso qui Parlamento con la senatrice Stefania Pucciarelli. Qui Parlamento. Oh, cara senatrice, buonasera, ben trovata. Buonasera alle persone che ci stanno ascoltando da casa. Di che cosa vogliamo parlare? Di incuria stasera, del DDL vittime dell'incuria. Di che cosa si tratta? Allora, intanto direi che sono stata molto felice che questo importante atto abbia avuto la conclusione di recente con il lavoro da parte di tutti i gruppi parlamentari, assieme a quello che è l'associazione delle vittime del Ponte Morandi. In buona sostanza questo provvedimento istituisce un fondo con una dotazione iniziale di 7 milioni di euro per il 2025 e 1,5 milioni a partire dal 2026. Questo fondo è un fondo di solidarietà in favore dei familiari delle vittime di cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, e in pratica crolli dovuti a incuria e quindi viene previsto per ogni vittima una donazione una tantum e l'attivazione di misure specifiche sulla falsariga di quelle che sono in pratica le vittime del dovere, e quindi si estendono vittime del terrorismo, e quindi si estendono dei contributi e dei sostegni anche ai figli per quanto riguarda di vittime derivanti da cedimenti strutturali. E il sostegno da parte dello Stato a queste famiglie è stato ritenuto doveroso, e lo ritengo sicuramente io, in quanto comunque essendo di proprietà statale, al di là e al netto di quelle che poi sono i percorsi giudiziari che faranno comunque luce su quelle che sono le responsabilità, lo Stato
in pratica si assume una responsabilità in modo diretto e in pratica decide di aiutare le famiglie in un momento di difficoltà. È previsto anche l'assunzione mirata per quelle che sono le vittime di questi disastri, un po', ripeto, sulla falsariga di quelle che sono le agevolazioni per le vittime di terrorismo. Molto bene. Senta, oltre a questo è chiaro che naturalmente adesso gli occhi sono puntati anche su un'altra cosa, che sarà il giorno 27, le elezioni. E allora che cosa si aspetta da queste elezioni regionali liguri? Io mi aspetto di poter avere nuovamente la regione amministrata dal centrodestra. Spero vivamente che per il futuro della Liguria che Bucci sarà il prossimo presidente della regione, perché Bucci è riconosciuto come uomo del fare, uomo che non si ferma di fronte a nessuna avversità, lo abbiamo visto nella tempestività con cui ha fornito le risposte proprio a seguito del crollo del ponte Morandi, con viabilità trovate nell'immediatezza che hanno consentito di non avere una Genova paralizzata da questa viabilità che è venuta meno. Lo abbiamo visto nella ricostruzione del ponte Morandi in quanto commissario. Lo vediamo in come ha stravolto la città di Genova in senso migliorativo, con a partire dalla struttura dove viene ospitato il Salone del Nautico, come sono tutte le opere legate anche al nuovo accesso appunto al Salone Nautico, con la parte centrale, con tutti i nuovi giardini, nuove realtà che hanno fatto sì che Genova potesse veramente cambiare faccia e potesse essere veramente una città all'avanguardia, riconosciuta per una bellissima città da visitare e anche da vivere. Una persona che comunque ha legato anche quello che è lo sviluppo legato alle infrastrutture, legato al lavoro, legato anche al sociale. E poi direi anche un fattore dal mio punto di vista, che tra l'altro ha ricevuto anche una frase infelice da parte del candidato Morra, legato anche allo stato di salute che lui sta passando in questo momento. Ecco, proprio il fatto di decidere di accettare la candidatura come presidente della regione in una fase così delicata della sua vita, secondo me è una speranza per tutte quelle persone che in questo momento non godono di ottima salute. È una speranza per dire anche in una situazione del genere c'è ancora una speranza di futuro, ce la possiamo fare anche a rialzarci di fronte a un momento così delicato e particolare della vita, e quindi una speranza per tutti noi. Ho vissuto una campagna elettorale con attacchi veramente strumentali, sì, fa parte un po' della campagna elettorale, ma spesso attacchi cattivi. E l'ultimo attacco che ritengo brutto, perché veramente privo di contenuti, è quello che il candidato Orlando ha fatto per quanto riguarda la nomina al Parco Nazionale delle Cinque Terre di Lorenzo Viviani, sostenendo che questa nomina era un ponificio legato a sono state rielette in Parlamento. In realtà Orlando ha dimostrato con questa frase di non amare il proprio territorio, perché il territorio, per chi lo vive, sa bene quella che era la richiesta nella figura del nuovo presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, persona che veniva richiesta da sindaci anche di sinistra, cioè una persona con le competenze, una persona del territorio. Ebbene, Lorenzo Viviani ha le competenze perché è biologo marino, proviene da una stimata famiglia di pescatori e in più è del territorio perché lui proviene da Monterosso. Quindi miglior candidatura di fatto penso che non ce ne potessero essere. Molto probabilmente Orlando voleva quella poltrona per piazzare qualcuno da Roma, qualcuno paracadutato che non conosceva nel modo più assoluto il territorio e un parco così delicato come quello delle Cinque Terre. Quindi la miglior candidatura, ripeto, era quella di Lorenzo Viviani,
I colleghi dell'opposizione, tanto alla Camera quanto al Senato, hanno avuto un atteggiamento da Ponzio Pilato, sono usciti dall'aula e non hanno votato semplicemente perché se fossero rimasti dentro l'aula avrebbero dovuto votare a favore, perché era impossibile non votare un curriculum come quello. Ecco, questi sono quelli che si presentano per poter governare la regione e questo penso che i liguri ne sono consci e saranno molto sicuri su chi votare il 27 e il 28 di ottobre. Spero che il tempo sia clemente in modo che le persone possano andare a votare e votare per Bucci e votare per la Lega. Ma vede, senatrice, io faccio solo 2 osservazioni. Visto che vogliamo parlare di competenze e di preparazione, il ministro Orlando ha solo la maturità scientifica, eppure ha fatto il ministro dell'ambiente. Allora Lorenzo Viviani probabilmente dovrebbe fare il presidente della Repubblica, fatte le proporzioni, solo che non ha 50 anni. Detto ciò, aggiungo anche un'altra cosa. Una cultura che per decenni ci ha parlato di 18 politico, di esami di gruppo fatti col violino e tutta questa roba qua, vietato bocciare, vietato vietare, non può ergersi con la bacchetta in mano a valutare titoli e competenze e curricula altrui. Perché se no, se vogliamo fare questa valutazione, allora valutiamo anche chi ha fatto il ministro dell'ambiente senza la laurea in biologia e senza una laurea tout court. Mi permetto di fare questa annotazione a margine, semplicemente per una questione di merito. Sto parlando di curricula, non sto parlando di altro. No, ma Prego. condivido e dirò di più. Lui non è neanche laureato in legge, eppure ha fatto il ministro della giustizia. Non penso che sia un consulente del lavoro e ha fatto il ministro del lavoro. Quindi se andiamo a criticare le competenze, allora mettiamo in discussione anche quelle di Orlando. E poi, visto che comunque fa parte dello schieramento che si propone con Orlando, vorrei capire le competenze della Salis per essere stata eletta in Europarlamento quali sono. Cioè, più di essere una che ha avuto diverse denunce e è anche stata condannata per aggressione nei confronti anche delle forze dell'ordine, per essere una che ha occupato la casa, di fatto anziché affrontare un processo ed assumersi le proprie responsabilità, di fatto ha trovato la scappatoia ed è stata eletta nel Parlamento europeo. Ecco, se parliamo di competenze, anche quelle dovrebbero essere messe un pochino in discussione, anche perché dal mio punto di vista chi ricopre certi ruoli dovrebbe avere anche una fedina penale pulita. Su questo sono ampiamente d'accordo con lei. Senta, allora, siamo alle battute finali. Che cosa farà domani? Qual è il prossimo provvedimento che prenderà sotto esame in quanto senatrice della Repubblica? Ma io sto lavorando su una proposta che preveda il DASPO non più su base provinciale ma su base regionale. Quindi se qualcuno all'interno di una regione, io parlo per quanto riguarda, facendo un po' riferimento anche alla Liguria, commetterà reati che possono essere sottoposti ad ASPO, dovrà essere allontanato dalla regione nella quale questi reati ha commesso, perché non è possibile continuare con i soliti delinquentelli che magari si spostano da una provincia all'altra e mettono in difficoltà per la microcriminalità e rimangono impuniti. A questo punto bisogna iniziare ad allontanarli dalle regioni, fin quando non si riuscirà ad allontanarli dal nostro paese. Senta, un'ultima cosa, lo chiedo all'ex sottosegretaria alla difesa. In questi giorni la portaerei Garibaldi ha fatto l'ultimo ammaina a bandiera. Si dice che verrà destinata a progetti appunto per l'Agenzia Spaziale Italiana. Ma posso farle una richiesta? Insomma, il Vittorio Veneto ne hanno fatto la metta da barba e vabbè, ma almeno il Garibaldi riusciamo a farlo diventare una nave museo, come hanno fatto gli americani con le corazzate Iowa? Almeno il Garibaldi, la prima portaerei italiana in servizio effettivo. Allora, diciamo che c'era un progetto di questo genere, di farne una sorta di museo, e non solo museo, ma anche la possibilità di utilizzo per convegni e quant'altro a Genova. E sì, io ero rimasta a questo e su questo ci sarà il massimo supporto. Fermo restando che
spero che non ci sia l'interesse da qualche paese straniero per poterla acquistare, e su quello diventa difficile poter condurre una battaglia, che però non mi spaventa, cercherò di portare a compimento anche in quel caso. Va bene, insomma, Ci io proviamo. l'unica preghiera che faccio, sto Ma pensando sono al mio convinta, nonno ma anche perché lo scorso giugno qua a Spezia sono riuscita a far... allora, su nave Garibaldi si è tenuta la prima opera lirica ed era la Madame Butterfly. È stata di una bellezza veramente che ha affascinato e per cui se ne è parlato diversi giorni. Tra l'altro con una richiesta talmente alta di biglietti che hanno dovuto farne una serata successiva. Quindi veramente è stata molto bella ed è un peccato privarsi di questa nave che è la nostra storia. Può continuare a servire l'Italia anche rappresentando il meglio della propria cultura, quindi è anche della propria cultura di mare, non solo musicale. Condivido pienamente. Bene, allora se posso citare l'ammiraglio Town de Revel, onore sempre a voi, marinai d'Italia. Grazie, senatrice. Grazie e buona serata nuovamente a tutti. A presto. Buona serata. Sigla. Qui Parlamento. E qua, come vedete, questo è il bello della radio, perché si può veramente volare. Qua abbiamo fatto un volo, siamo andati in quel di Bruxelles, poi siamo tornati, siamo appuntati sul ponte di volo della Garibaldi, poi abbiamo parlato di elezioni, di 5 Terre, insomma, mi pare che questa puntata, come sempre, sia sufficientemente, spero, di vostro interesse. A proposito, ma i nostri, visto che parliamo di navi, le coordinate alle quali noi incrociamo con questo vascello, è vero, 340-670-9659, le vostre zappe o WhatsApp, che dir vogliansi, se avete voglia di dire la vostra, il telefono 0292947222. Io però ho 4 minuti soltanto, perché poi dopo credo che saremo abbastanza concitati. Tra l'altro abbiamo Ale Musella che da par suo tra un po' introdurrà un argomento molto interessante per quanto riguarda le nostre conversazioni serali in tema di arte, e poi abbiamo il professor Matteo Caputo che è valente docente di diritto penale in quella dell'Università Cattolica. Perché? Perché sta nascendo un nuovo corso che vi invitiamo a seguire, visto e considerato che mai come ora si parla di salute, si parla di problemi legati alla salute, quindi si parlerà, sta nascendo alla Cattolica un corso executive in diritto e scienze della vita, quindi tutto il profilo giuridico dei mondi pharma, medical devices, che possono essere per esempio i pacemaker, biotech and cosmetics, per esempio quando qualcuno si fa il Botox e il Botox anziché gonfiargli le labbra gliele fa a canotto e gli fa venire anche qualche tumefazione. Ecco, la domanda è: quale diritto c'è? Quale giustizia c'è? Come si previene tutto questo? Come si gestisce tutto questo? E da un punto di vista giuridico e da un punto di vista, diciamo così, medico. Ecco, oggi pomeriggio io ho avuto il piacere di parlare col professor Matteo Caputo, che mi ha presentato nei chiostri dell'Università Cattolica. Infatti sentirete il vociare allegro degli studenti, è vero. Questo pomeriggio ho parlato con lui di questo interessante corso che partirà a novembre. Allora, sono le 18, 58 minuti e 9 secondi, un'ultima occhiatina alle agenzie. Questa sera non l'abbiamo ancora fatto, stasera è stata una puntata abbastanza concitata, come avete ascoltato. Il nostro Lawrence, insomma, è andato un poco sotto pressione, ora dovremmo andare un po' più lisci. La navigazione è stata un po' tormentata per quanto riguarda naturalmente il bello della diretta. Ce l'abbiamo fatta però ad acchiappare l'onorevole Campomenosi, e che diamine, ci deve essere una giustizia a questo mondo, ragazzi, se no veramente. Allora, l'omicidio di Giulio Cecchettin, siamo qua sull'ANSA
E infatti Lorenz mi conferma che ha sudato. L'omicidio di Giulia Cecchettin, siamo qua sull'Ansa, Turetta, Giulia non voleva tornare con me, ho pensato di rapirla, ucciderla, poi suicidarmi. Il reo confesso, imputato nel processo per l'omicidio dell'ex fidanzata, ammette la premeditazione, ho detto bugie. Presente in aula anche Gino Cecchettin, non la figlia Elena. Sono più di 11 mesi che continua ad avere incubi. E te credo, povero Cristo. Ancora, manovra, timori per i tagli alla sanità, allarme di Gimbe, le regioni dovranno ridurre i servizi. Ci sono stati poi disservizi nelle ricette elettroniche in più regioni, ora gli diamo un'occhiatina. La guerra nel Medio Oriente, nuovo attacco di Israele contro l'Unifil in Libano, a Gaza 38 morti nel raid su Khan Yunis, anche 14 bambini. Strage senza fine a Gaza, 17 morti nel raid su una scuola. L'intervista, Charles Michel all'Ansa, l'Europa non diventi il museo del mondo. La giudice dei migranti denuncia minacciata di morte. Si trova sempre un fesso in tutte queste vicende, anche più fessi che si credono giustizieri della notte e poi vanno a minacciare la gente. Quindi solidarietà alla dottoressa. Potete condividere o non condividere il suo atteggiamento in tema di migranti, ma io trovo che andare a minacciare un giudice solo perché non la si pensa come lui sia da veri coglioni. Detto ciò, e in un paese civile non dovrebbe accadere. Sono le 19:27, pausa e poi Paolo Conte con gli impermeabili 1984 e a seguire Ale Musella. A tra poco. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Mucambo, serrande abbassate, pioggia sulle insegne delle notti andate. Devo pensarci su, ma dipende. Quale storia tu vuoi che io racconti? Non so dirti no. E ricomincerà come in un rendezvous.
A te la linea. Benissimo, grazie Lawrence. Le 19, 4 minuti e 40 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Chilometro Zoom, il drive time in mezzo ad agricoltura, pesca e ambiente, ma il venerdì, lo sapete, è anche il momento in cui abbiamo, come sempre, l'agricoltura e poi anche un eventuale spazio per i faccia a faccia. Avremo un faccia a faccia infatti alle 19:39 con il professor Matteo Caputo, ordinario di diritto penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Quindi restate con noi perché avremo cose interessanti di cui discutere, con cui concludere quest'altra settimana. Questa puntata numero, pensate un po', 870 di Zoom, niente po' di meno che. Allora, per il nostro spazio artistico abbiamo Ale Musella già al telefono. Eccelso, palesa. Buonasera a tutti. Ciao Ale, allora intanto vorrei sapere come stai, come sei messo, che stai facendo di bello. Ma bene, adesso Forte dei Marmi sta una giornata un po' uggiosa, però vanno bene anche queste giornate qua, perché sono quelle che ti permettono di rimettere mano alla galleria, per cui a cambiare qualche cosa, per cui, e a scrivere, perché tu sai che io scrivo anche molto per diverse riviste, per cui in queste giornate uggiose mi viene più facile scrivere gli articoli e le interviste. Esatto. Senti, noi abbiamo cominciato con una canzone di Paolo Conte del 1984, Gli impermeabili, e naturalmente l'84 è un anno nel quale una famosa ditta di orologi, quelli famosi di plastica, fece una tiratura di 50 orologi di un modello che oggi sul mercato vale un sacco di soldi, e in particolare questi 50 orologi vennero regalati a 50 personalità dell'epoca. Una di queste, per esempio, fu Gianni De Michelis. Perché io racconto questa cosa? Racconto questa cosa per il semplice e banale motivo che il tema di questa sera è l'artista che fa regali agli altri, e diciamo così, c'è modo e modo di fare regali agli altri e c'è modo e modo di essere artisti, o no? Sì, infatti l'argomento che volevamo trattare oggi è proprio questo, perché a me capita sempre di vedere sui social artisti che regalano opere, ma questo è sempre stato da sempre comunque, regalano opere a personaggi famosi, fanno le foto con personaggi famosi, e questo, allora, al di là della visibilità che uno può avere, perché ovviamente se faccio la foto con Bocelli o faccio la foto con Elton John, se faccio la foto, ovviamente magari il mio quadro viene visto o io vengo visto da più persone rispetto a quelli che sono normalmente i miei follower. Però questo deve essere chiaro che è un concetto di visibilità. Non è che siccome io regalo il quadro a Elton John, allora la mia quotazione sale. Invece alcuni artisti proprio sono convinti che continuando a fare regali a personaggi importanti, ripeto, la visibilità è un conto, ma poi dopo il valore artistico e il coefficiente non salgono di pari passo, nel senso, come abbiamo sempre detto, ci sono dei parametri da seguire, se no sarebbe troppo semplice. Infatti. Senti, ma diciamo così, cioè, per quale motivo piegare l'arte a queste operazioni di marketing? Voglio dire, quello che fece, lo diciamo, la Swatch con il modello appunto Mimmo Paladino, tra l'altro, un famoso Swatch di una delle sue prime collezioni, perché la Swatch esordisce nell'83 e credo che questa iniziativa fu dell'85. Io posso capire che tu vuoi irrompere sul mercato, poi il nome Mimmo Paladino non è che stiamo parlando di un inquacchiatele che puoi incontrare per strada, stiamo parlando di un grandissimo artista, e allora ci sta che tu faccia una manovra del genere. Ma se non sei la Swatch e se non sei Mimmo Paladino, per quale motivo provi a fare questo accattonaggio? Perché mi sembra più accattonaggio che promozione. La promozione è per se stesso, perché uno appunto si fa vedere, come ho detto prima, per la visibilità. Ora, uno può donare un'opera. A me è capitato di fare dei regali, lavorando nel mondo dell'arte. Non sono io un artista, però magari mi è capitato di scegliere alcune opere da regalare. Ovviamente
ho chiesto poi magari alla persona a cui ho regalato di fare la foto, così l'artista era contento e magari la postava anche lui, no? Quindi questo è un conto. Ora, farlo solo esclusivamente per farsi vedere, soprattutto quando magari è un artista che è emergente e per cui nulla, voglio dire, non ne faccio una questione di valore, però veramente vedo questo, come dici tu, hai usato il termine accattonaggio di visibilità, no? Per cui anche quando si vanno, abbiamo parlato anche altre volte su Sgarbi o su personaggi di un certo tipo, la gente non ha capito che se tu sei a fianco a una persona e fai magari la classica foto da autografo, che cos'è che ti porta? Cioè, è come se io incontrassi per strada, che ne so, Jack Nicholson e faccio la foto con lui. Cosa vuol dire? Sono un attore? Cosa vuol dire? No. Che ho un rapporto con lui? Cioè, nel senso, mio padre mi ha sempre detto, adesso diffida sempre da chi ti dice, ero al ristorante e sai chi c'era al tavolo a fianco? E chi se ne frega? Cioè, nel senso, se tu hai qualcuno a fianco al tuo tavolo che è famoso, a te cosa se ne viene in tasca? Niente. Come quando fai la fotografia. È diverso, magari a me è capitato di fare qualche cosa con, adesso ricito ancora Vittorio Sgarbi, e mi è capitato di fare un paio di foto con lui, ma rigorosamente mentre parliamo. Io proprio è una cosa che quando mi capita di avere determinate foto, se non sono foto mentre io sto dialogando e per cui sto interagendo con la persona, io non le posso neanche. A parte, vabbè, qualche artista quando viene in galleria facciamo la foto assieme, non è quello il discorso. Però ho postato nella mia carriera 2 volte la foto con Vittorio e in entrambi i casi si vede chiaramente che stavamo parlando, per cui non era la foto del ce l'ho a fianco, guardate come sono importante perché sono a fianco a Sgarbi. Questo purtroppo è una problematica che molti artisti emergenti e non hanno, e cioè ci sono queste famose collettive che dove vengono abbindolati, dove c'è la presenza di Sgarbi o magari Sgarbi ha scritto un testo per la collettiva, spesso e volentieri, come ho già detto, non guarda neanche i quadri, cioè difficilmente, anche perché lui è molto sulla contemporanea e ammette di non essere, che non sia il suo campo preferito. Però il fatto che ci sia il nome, allora arrivano queste persone qui, anche gli organizzatori di queste collettive si fanno forti dicendo io lavoro con Sgarbi. Andarci a mangiare una cena perché gliel'hai pagata e pagargli 10.000 euro per la sua presenza non vuol dire lavorare con Sgarbi. Vuol dire No, pagare è Sgarbi che per venire. lavora per te se gli hai dato 10.000 euro per la sua presenza. Con tutto il Capito? rispetto, Sì, appunto, per cui, e poi dopo il fatto di vedere queste persone a fianco, come poteva capitare con Berlusconi, con Briatore, all'epoca con Agnelli, cioè non vuol dire nulla farsi la foto a fianco a una persona se non hai un motivo lavorativo a fianco da giustificare. A maggior ragione l'opera d'arte, nel momento in cui la regali, ti fa piacere, magari ecco può essere un vantaggio se un personaggio famoso l'opera d'arte, perché gli piace, la mette a casa sua e allora magari qualcuno lo può vedere e magari qualcuno può essere intenzionato ad acquistarla o a capire chi sei. Ma questo non significa che il tuo coefficiente salga. È proprio questo che non comprendono, cioè per far salire il coefficiente bisogna usare certi parametri, come ho sempre detto, bisogna farsi il culo, bisogna rispettare determinate cose, fare dei cataloghi. Troppo facile pensare che oggi, siccome siamo nell'era dei social, basta fare la foto con Tizio, con Caio per poi avere che cosa? Io poi ci sono degli artisti che lavorano da 20 anni, che si fanno appunto un culo a capanna e arrivano questi qua nuovi che magari arrivano dalla moda e per cui pensano di riuscire a guadagnare visibilità perché comunque vengono da un settore dove magari hanno già un nome. Anche lì, signori miei, uno stilista fa lo stilista. Non è perché poi si mette a fare 2 scarabocchi che allora in automatico gli viene dato un coefficiente più alto o comunque entra in pompa magna nel settore arte. No, perché comunque se Versace faccia un disegno
ma il disegno di Donatella Versace non sarà mai un'opera d'arte, non avrà mai una quotazione, non avrà mai il famoso coefficiente, cioè è una cosa a parte. Invece spesso volentieri si fa un po' di confusione sotto questo punto di vista. Gli stessi cantanti che Andy di Blue Vertigo, lui è un artista pop, ha decorato anche molti mobili, le sue opere sono decisamente new pop. Adesso, senza nulla togliere, perché tra l'altro l'ho anche conosciuto, però la sua arte la conosci perché lui è il cantante del Blue Vertigo, comunque fa parte del Blue Vertigo, per cui Andy lo conosci e lo qualifichi sempre perché è un cantante, perché è un musicista. Poi si è messo a fare anche arte, però senza nulla togliere appunto a Andy, la sua arte è un'arte fissa, ferma, cioè sì, va bene, può avere una sua quotazione, però uno deve sapere che cosa vuole fare da grande, no? Per cui non è che tutte le volte, è come se, ci faccio l'esempio, Jack Nicholson adesso iniziasse a fare un disegno. Cioè, vabbè, è Jack Nicholson, magari lo compra qualcuno perché è un suo ammiratore, ma di certo non entra nel sistema arte, capito? Per cui c'è sempre questo problema di fondo, no? Per cui voglio farmi vedere con persone che magari non c'entrano niente col mondo dell'arte, gli regalo un'opera d'arte, per cui siccome la mia opera d'arte l'hanno vista al Twiga, allora io posso avere maggiori chance di poter crescere. E non è così. Dovete lavorare su voi stessi, poi alcune volte l'arte è anche questione di fortuna, perché poi dipende da come vieni promosso, una cosa o l'altra, però vorrei tanto che alcuni artisti capissero che intanto devono farsi esperienza e curriculum e quant'altro. Poi tutti contenti se riescono anche a regalare qualche cosa a qualcuno di famoso, ma questo non c'entra niente con la qualità del loro lavoro. Infatti, che è la cosa più importante. Del resto anche Churchill faceva gli acquerelli dello stagno che aveva nella sua villa in campagna, però credo sia passata alla storia per cose un pelo più importanti delle sue opere artistiche, per quanto un quadro di Churchill probabilmente abbia un valore acclarato anche dal fatto di essere un oggetto storico. Discorso diverso però quando invece le opere d'arte vengono usate come regalo, nel caso per esempio di incontri internazionali, nel caso quando si va in visita dal Papa, allora molto spesso si porta qualche libro storico, io ricordo che c'è stato anche chi ha portato delle statue anche di se stesso, perché nel 65 è rimasto famoso il presidente americano Lyndon Johnson, che portò a Paolo VI un mezzo busto di se stesso. Ecco, ma in questo caso che ricaduta c'è sull'autore del mezzo busto e soprattutto il dono artistico in questo caso a cosa assolve? Ma guarda, sotto certi punti di vista poi c'è oltre anche alla megalomania di Johnson, perché certo, è come se io autoreferenziale, uscissi con una ragazza e le regalassi un quadro che mi ritrae, chi sono? Cettola qualunque. Ma allora guarda, questo noi abbiamo nell'arte moderna un sacco di artisti anche famosi, per cui oggi noi potremmo acquistare con milioni di euro un autoritratto, no? Van Gogh, Ligabue, Frida Kahlo. Oggi però, nel momento in cui io parlo con gli artisti e vedo che alcuni si fanno gli autoritratti, ma io sono il primo a dirgli, come hai detto tu, ma chi cacchio credi di essere? Cioè, nel senso, sì, Andy Warhol. Nel senso, chi mai potrebbe mettere un tuo quadro, la tua faccia in casa sua? Cioè, nel senso, o lo fai per te stesso. Io avevo collaborato in passato con un'artista molto brava che si chiamava Lady Bic, perché disegnava con la penna Bic, bravissima. A lei avevo consigliato siccome lei si disegnava, ritraeva sempre se stessa, poi era sempre un discorso a pro la donna, insomma una roba, cioè, molto, molto forte e comunque molto brava come artista. Però io a lei avevo detto, ascoltami, smettila di ritrarre il tuo volto,
Perché? Perché ci sta che uno non se lo, cioè, che la moglie del collezionista magari non ha piacere di avere il tuo corpo nudo in casa, o comunque Sì, sia, cioè, fino a quando sono delle tele anonime, per cui che non rappresentano un volto conosciuto o quantomeno non dell'artista, è un conto, no? Possono essere delle fazioni, una mano fatta molto bene, un corpo senza il volto che si vede, ma quando inizia a mettere la tua faccia, ragazzi miei, dovete tenere presente che, a meno che non sia un vostro familiare, voglio capire chi è che se lo mette in casa. Esatto. Anche lì, quando mi hai detto che è stato regalato al Papa un busto, cioè autoreferenziale al massimo, ma esatto, il lì, presidente, cioè. il successore di Kennedy, Lyndon Johnson, gli ha portato un busto di se stesso. È bellissimo. Sì, è proprio... Cioè, ma tu vai dal Papa e gli porti il busto di te stesso. Ok, d'accordo, perfetto, va bene. Ne prendo atto. Che devo fare? Ne prendo atto. Senti, ma appunto abbiamo visto questa storia dell'accattonaggio con l'opera d'arte e così via. Ma allora, ecco, affermarsi non è una cosa facile. Che tono si può tenere in questi casi per cercare di farsi conoscere senza cadere appunto in queste poverate? Ma allora, ripeto, nel momento in cui io vado e faccio un regalo a un personaggio importante, perché è capitato anche quando sono andato in Campidoglio e ho fatto una piccola mostra, piuttosto che mentre ho presentato un evento ho portato degli artisti che ovviamente hanno avuto una visibilità di un certo tipo, no? Però era legato a una mostra, hanno avuto delle fotografie ovviamente perché comunque eravamo in Campidoglio, così va bene tutto quanto, però quel consiglio che do è: fatelo se volete farlo, perché anch'io ogni tanto mi è capitato di farlo, però una foto e un ringraziamento, cioè non scattate 40.000 foto come se foste al matrimonio solo per far vedere che siete a fianco a. Puntate sulla vostra opera e dite che l'avete regalata a, però evitate di far diventare protagonista l'artista al quale, o comunque il personaggio famoso al quale l'avete regalata. Cioè siete voi gli artisti e siete voi che dovete mettere in evidenza la vostra opera, non il nome al quale l'avete venduto, perché comunque allora altrimenti la visibilità la prende lui e sarà da lui, ma non sicuramente viene considerata opera d'arte. Mi ricordo, guarda, c'è stata una mostra di Luna Berlusconi, la nipote di Berlusconi, aveva fatto una mostra al museo importante a Milano, Luna Berlusconi, sì. Tra l'altro lei è un'artista molto come si dice, eclettica, anche furba, perché comunque ha fatto molti ritratti di personaggi famosi, per cui la classica Merlin, piuttosto che non è male, a parte che Luna nella sua vita ha fatto tante cose oltre che fare l'artista. Ora, quando c'è stata questa inaugurazione, le foto che io ho visto in questa inaugurazione erano tutte dei personaggi che erano presenti, perché lei era la nipote di Berlusconi. Ci fosse stata una foto, di un'opera. Allora capisci, cioè, io vado in inaugurazione, faccio le foto alle opere. No, lì era tutto alle persone che c'erano, cioè, capisci? Allora, cioè, il valore artistico di questa mostra dov'era? Se vi siete limitati a fotografare i personaggi e non le opere d'arte. Capito? Per cui erano tutti lì a farsi la foto con l'attore di turno, il presentatore, la cosa dell'altra. Allora andate a un party, ma non a un'inaugurazione d'arte. E anche lì Luna Berlusconi ha una sua quotazione abbastanza, secondo me, smodata per quello che è, perché comunque anche lei non ha fatto un curriculum che le permette di avere un coefficiente altissimo. Però in questo caso invece in luoghi estremamente interessanti, che magari sono proibitivi per altri, per il cognome. Anche questo, alla fine, chi è che si mette in casa un quadro di Luna Berlusconi? Adesso lo vendono, poi ci ho anche detto che secondo me alcune cose sono anche fatte bene, però rimane Luna Berlusconi. Cioè, io se fossi stata lei avrei usato uno pseudonimo e non mi sarei fatta vedere. Allora avrei avuto più chance di far apprezzare il mio lavoro.
perché quando ti chiami Luna Berlusconi la maggior parte delle cose che ti vengono concesse è per il tuo cognome, perché comunque ci sono persone che sono come te, se non più bravi di te, che mai avranno la possibilità di avere la visibilità che hai avuto tu solo per il tuo cognome. Cribio, comunista. Sei un comunista, Esatto. Ale, vergogna! Senti, vabbè, comunque, ora che stavi combinando lì in galleria? Allora, adesso noi stiamo iniziando a inserire anche la fotografia in galleria, per cui stiamo valutando appunto alcuni fotografi da inserire, e poi vabbè avremo tutto il modo di poterne parlare più avanti. C'è una cosa che faremo nel 2025, un insieme di fotografie storiche di tutti i James Bond, Che bello. coinvolgendo anche la Aston Martin e tutte. Sì, ci sei? Sì, ci sei? No, qua il telefono sul più bello abbiamo cominciato a parlare di Bond, c'è qualche problema. Richiamalo Lorenzo, per favore. Ah no, ci sei di nuovo? Sì, ci sono. Per cui ti dicevo che di Bond. Di James Bond, per cui con l'esposizione anche di alcuni Aston Martin che hanno fatto parte dei film, e la possibilità poi di essere fotografati nelle stesse posizioni, negli stessi ambienti, dalle persone che vorranno vivere questo tipo di experience. Per cui stiamo lavorando su questa cosa qua già adesso, anche se siamo molto in anticipo, però abbiamo comunque deciso di inserire ufficialmente la fotografia anche in galleria, sia qua che a Dubai. Stupendo, veramente stupendo. E comunque James Bond, no, quasi quasi vengo anch'io a farmi la foto con l'Aston Martin e la pistola. Tanto sarà a maggio, per cui sei super benvenuto, scherzi. Va bene, vorrà dire che porterò anche qualche fotografia tra bianco e nero e colore, casomai ne volessi esporre qualcuno, potrai fare anche tu le foto. Perché certo, le location saranno interessanti. Porterò l'M3, visto che viene citata nei romanzi James Bond, quindi a maggior ragione portiamo una macchina a tema Bond. Bene, allora Ale, io ti ringrazio e ti voglio salutare come sempre. Che dire di più, sei sempre un numero uno e ci ritroviamo tra una settimana, va bene? Ok, va bene, un abbraccione. Grazie a te come sempre, grazie a te. Allora, alle 19, 27 minuti e 25 secondi in questo momento ci stiamo avvicinando alla fine di questo segmento, ovviamente, di Zoom, anzi, Chilometro Zoom, il drive time in mezzo ad agricoltura, pesca e ambiente. Una bella conversazione questa sull'arte. È sempre un piacere avere Ale Musella con le sue uscite scoppiettanti nel corso del venerdì sera, e adesso noi belli ci avviciniamo alla parte finale. Vi stavo dicendo, avevo letto prima un avviso dall'ANSA di servizi nelle ricette elettroniche in più regioni, e vi voglio leggere questa notizia, così ci avviciniamo anche al tema del prossimo faccia a faccia con il professor Caputo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Anche oggi il sistema che permette ai medici di medicina generale, scrive l'ANSA, ai pediatri, a tutti gli specialisti ospedalieri di produrre ed emettere ricette elettroniche dematerializzate, continua a funzionare a singhiozzo. Così in una nota la Regione Toscana, spiegando che si tratta di un disservizio nazionale, che negli ultimi giorni ha creato in alcuni momenti addirittura un blocco totale, dovuto a guasti sui sistemi centralizzati gestiti dalla società Sogei del Ministero. Il blocco ha interessato, oltre alla Toscana, anche le altre regioni. Le strutture tecniche della regione Toscana, conclude la nota, sono in costante contatto col livello nazionale e col Ministero dell'Economia e delle Finanze, che gestisce il sistema della tessera sanitaria. Quindi se avete qualche problema in Toscana con le ricette, fatecelo sapere. Adesso noi ce ne andiamo in pausa belli e poi ci ascoltiamo
Ci ascoltiamo un bel pezzo di Sergio Caputo del 1983, Bimba se sapessi, e poi restate con noi, perché si parla ancora di medicina e diritto. A tra poco. A te la linea. Grazie Lorenz, le 19:33 minuti in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Chilometro Zoom, Antonino Danna al microfono con voi. Allora, avete ascoltato Bimba se sapessi del 1983 di Sergio Caputo, che ha dovuto modificare i versi iniziali della canzone perché in origine citava e cantava citrosodina granulare e naturalmente credo la Bayer mi pare che la producesse allora, ora non mi ricordo, insomma la fabbrica che produceva la citrosodina fece sapere discretamente, insomma non mi pare il caso, non ci pare il caso che voi mettiate la citrosodina all'interno di una canzone, e quindi Sergio Caputo dovette modificare il testo e inciderlo. Tutto questo per raccontarvi cosa? Per parlarvi ancora una volta di medicina. Nel corso di questi anni in questa trasmissione noi abbiamo raccontato il mondo dei medici, il mondo della medicina, le loro esigenze, abbiamo raccontato i problemi, le tematiche. C'è una tematica che non sempre viene adeguatamente illustrata
nell'informazione, ed è il rapporto tra la medicina e il diritto. Medicina è il diritto che in quanto tale ha bisogno di essere spiegato e ha bisogno di essere conosciuto, perché negli anni a venire ci sarà sempre più bisogno di giuristi preparati sul fronte medico per tutti i problemi che si potranno verificare. Il mondo farma, quindi pensate a tutte le polemiche che ci sono state per esempio sui vaccini, medical devices, se per esempio una protesi è cancerogena o un pacemaker non funziona, biotech and cosmetics, vi fate il botox e praticamente poi la faccia vi si gonfia come un supplì, e allora lì cosa succede? Quale giustizia, quale diritto, soprattutto come si gestisce tutto questo? Io ne ho parlato oggi pomeriggio con un amico, certo, ma in questo caso è nelle sue vesti appunto di professore di diritto penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, e lui è il professor appunto Matteo Caputo, che è anche avvocato, già che c'è, ordinario di diritto penale alla facoltà di giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Perché? Perché il 6 di novembre ci sarà in presenza online all'Università Cattolica presso la sede di Milano, Largo Gemelli 1, nella sala Negri da Oleggio, che è una bellissima sala con dentro le cinquecentine, i libri d'epoca. Io mi ci sono anche laureato, per cui se vi capita passate pure. Ecco, il 6 novembre dalle 17 alle 19 ci sarà questo convegno di lancio di questo nuovo corso executive in diritto e scienze della vita, e il tema del convegno sarà le trasformazioni nel settore dell'healthcare, implicazioni legali e scenari futuri. Quindi a maggior ragione un tema scottante, che non è soltanto tema da addetti ai lavori. Chi ci sarà? Ci sarà il preside di giurisprudenza, il professor Stefano Solimano, il professor Caputo che farà l'introduzione, a presiedere il professore Gabrio Forti, che è il direttore dell'Alta Scuola Federico Stella di Giustizia Penale ed è emerito di diritto penale, e poi ci saranno una serie di relatori: Daria Ghidoni, former General Counsel di Recordati SPA, Antonio Oliva, ordinario di medicina legale della Cattolica, Michele Perrino, che è CEO di Demetra Holding e Tecres, Paola Testori Goggi, che è former Director General for Health and Consumers European Commission. Quindi vedrete anche la lunga mano dell'Europa su questo tema. E che altro implica parlare appunto del diritto della vita? Che cos'è questa nuova branca nella quale il diritto si muove? State a sentire che cosa ci siamo detti io e il professor Matteo Caputo. Vai Lorenz. E allora, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, stasera io mi trovo, perché si torna sempre sul luogo del delitto, mi trovo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove ho studiato, e sono qui in compagnia del professor Matteo Caputo, criminologo, che peraltro, essendo un criminologo serio, impiega il suo tempo a studiare, a prepararsi, anziché andare a fare il presenzialista in televisione, quindi avete la garanzia che stiamo parlando con una persona preparata. Allora, professor Caputo carissimo, c'è un nuovo corso che voi state lanciando in Università Cattolica, di che cosa si tratta? Buonasera a tutti e buonasera Antonino, è veramente un piacere tornare a chiacchierare di cose interessanti. Allora, una precisazione: io non sono un criminologo, in realtà sono penalista, e il corso è un corso executive in diritto e scienze della vita. Ecco, diritto e scienze della vita, diciamo temi che peraltro sono quanto mai di attualità in un'epoca di errori medici, in un'epoca di gente che propone class action, in un'epoca anche, diciamolo pure, di, come potremmo dire, fake news su morti improvvise, vaccini e così via. Noi quando eravamo studenti parlavamo spesso di medicina di difesa, infatti, che è quella, diciamo così, che spinge il vostro medico quando andate a chiedere un esame, il risultato di un esame, il medico non dice mai questa cosa è puntini, ma dice probabile, proprio per la medicina di difesa, proprio perché nel corso degli anni, tra l'altro, la litigiosità nel settore è molto aumentata.
Ecco, e adesso il corso come si articola? Cioè l'obiettivo qual è? Ma allora, noi ci siamo resi conto di due aspetti nuovi sulla scena. Il primo è che i nostri laureati in giurisprudenza tendenzialmente si guardano intorno e ricercano occupazioni professionali diverse da quelle tradizionali. Quindi, per intenderci, non mirano solo a fare il giudice, l'avvocato e il notaio, ma sempre di più ricercano dei posti in aziende o in banche. Dall'altra parte abbiamo rilevato come, soprattutto a far data dal Covid, c'è stato un aumento non solo di volumi economici che ha interessato proprio questo settore delle scienze della vita, delle cosiddette life sciences, che contiene tutta una serie di attività di grande impatto per l'healthcare e quindi per la salute personale e collettiva. Stiamo parlando, per intenderci, del settore pharma, del settore dei dispositivi biomedicali, del biotech. Biomedicali tipo per esempio il pacemaker. Per esempio, uno dei tantissimi, dalla macchina per la o la protesi al dialisi, seno, alla protesi, agli aghi, sono tutti dispositivi. E poi non dimentichiamo anche il settore degli integratori e anche della cosmesi. Ecco, perché appunto non mancano per esempio casi di Botox male applicato. Io giusto un paio di settimane fa parlavo con un'amica giurista, pure lei, che a causa di un trattamento Botox questa primavera le si era gonfiata vergognosamente la faccia. Ecco, allora a maggior ragione questo settore come si sta sviluppando? Cioè gli italiani litigano molto di più su queste cose? Allora, diciamo innanzitutto che per quelle che sono state le nostre analisi di mercato, le nostre rilevazioni, noi abbiamo registrato che manca in Italia un corso che affronti proprio gli aspetti giuridici e legali di questo settore. Quello che posso dire rispetto alla litigiosità è che è ancora elevata, al punto che è stata istituita una commissione di riforma presso il Ministero della Giustizia che mira a approntare un progetto di riforma della disciplina sulla malpractice finalizzato proprio a ridurre il contenzioso e ad alimentare sentimenti di fiducia nei confronti del personale medico-sanitario. E da questo punto di vista vedremo se poi appunto questo progetto di riforma avrà uno sbocco politico, però è davvero un settore questo dove si assiste a una fuga di medici e infermieri e questi dati sono preoccupanti. Pensiamo al fatto che negli ultimi bandi per l'accesso alle scuole di specializzazione il 20-25% delle borse sono andate deserte e oltre il 30% è andato deserto con riferimento alla specializzazione in medicina dell'emergenza urgenza, quindi noi non abbiamo più medici di pronto soccorso. Ovviamente il nostro corso punta non tanto e non solo a mettere in luce guai e soluzioni dell'healthcare, ma proprio a rendere plastica l'importanza che tutto il settore delle scienze della vita, a cominciare dal farmaceutico, riveste per la nostra salute, che sempre più nei prossimi anni, come anche ci dice l'agenda Draghi, diventerà centrale e nevralgico per lo sviluppo del Paese. Ma un medico come fa ancora a fare il medico sapendo che se arriva qualcuno che magari ha avuto un incidente o che deve essere mandato sotto i ferri d'urgenza, c'è sempre il rischio che i parenti facciano causa? Lasciamo stare le violenze che sembrano essere all'ordine del giorno, parliamo solo delle cause. Ma ovviamente il medico non è sereno e la mancanza di serenità toglie energie alla concentrazione e a una dedizione esclusiva all'interesse di cura del paziente. Questo è un problema che si sta tentando di affrontare non solo sul piano dei rimedi giuridici, ma cercando di fomentare una diversa comunicazione tra medico e paziente. Spesso e volentieri ci sono degli
delle incomprensioni tra medico e paziente che nascono dal fatto che il medico non comunica bene, forse perché non ha tempo, non ha voglia, ha altri pazienti ai quali deve prestare assistenza, però il paziente o i familiari che tornano a casa con una sensazione di essere maltrattati, di essere stati poco ascoltati, anche perché il linguaggio medico a volte è un linguaggio per iniziati, è un linguaggio tecnico, non tutti abbiamo dei codici di accesso a questo tipo di comunicazione, per cui ci deve essere un investimento anche da parte degli esercenti le professioni sanitarie per cercare di comprendere, come ci dice una recente normativa, che il tempo di cura è un tempo fondamentale anche per quanto riguarda la comunicazione. Bisogna stare vicino al paziente, parlargli, ascoltarlo. C'è tutto un filone straordinario di studi sulla medicina narrativa e sull'impatto che le parole possono avere per la salute dei pazienti. È una dimensione nuova che oggi chi si iscrive a medicina deve conoscere e sperimentare e approfondire. Insomma, diciamo che il dottore del domani dovrà essere anche un po' comunicatore e un po' giurista. Beh, sicuramente l'obiettivo è di alleggerire, diciamo, da preoccupazioni giudiziarie il medico del domani, che però è bene, come dici tu, che sia consapevole e avvertito dei rischi professionali. Non di meno questo corso non si rivolge tanto ai medici quanto invece a operatori giuridici del settore, perché possano aiutare le aziende a fronteggiare le sfide della complessità, che oggi sono trasversali perché riguardano l'antitrust, la privacy, gli appalti, la compliance 231, la contrattualistica. Insomma, avremo moduli di varia natura dove verranno a approfondire queste tematiche dei grandi professionisti di queste aziende e anche dei rappresentanti delle autorità di controllo e di vigilanza. Pensiamo all'AIFA, tanto per fare un nome, Sì. E quindi, per esempio, come dicevi tu, anche il tema dei vaccini sarà sicuramente trattato nel quadro comunque dei valori costituzionali che devono sempre permeare qualunque tipo di discussione. Infatti, ecco, siamo in un'epoca anche di dottor Google, siamo in un'epoca nella quale molto spesso il paziente va dal dottore e gli dice no, la cura è sbagliata perché ho letto che. Come si fa a superare questo impasse? Perché da qui nascono per esempio spesso le mazzate, insomma gli agguati dentro il pronto soccorso e così via. Allora, bisogna recuperare fiducia nei confronti dei medici di famiglia. Loro sono un asse portante del nostro sistema sanitario. Dobbiamo avviare, se non è già stato fatto, una relazione innanzitutto personale, umana, che sia alla base di un'alleanza terapeutica. Quando abbiamo dei dubbi bisogna contattarli, se loro non saranno capaci di scioglierli saranno loro ad avviarci presso degli specialisti, ma sul territorio noi dobbiamo riguadagnare questa relazione di fiducia perché è fondamentale, e l'auspicio davvero sentito è che i medici di medicina generale rientrino a pieno titolo nel piano di investimenti della sanità, perché costituiscono ancora uno snodo fondamentale per l'accesso alle cure e soprattutto sono coloro i quali intercettano un disagio anche in natura psichica che spesso e volentieri non arriva nemmeno al pronto soccorso e quindi hanno un ruolo sociale, prima ancora che clinico, di fondamentale importanza sul territorio. Quando è che cominciate con il corso e dove? Allora, il corso si terrà in Università Cattolica presso la sede milanese di Largo Gemelli. Noi faremo un evento di lancio il 6 novembre sulle principali trasformazioni del settore dell'healthcare e sarà un evento di lancio al quale si potrà partecipare anche da remoto, e poi le lezioni inizieranno con una tavola rotonda inaugurale il 17 gennaio alla quale ci ha dato la disponibilità a partecipare con uno speech d'apertura Ilaria Capua e accanto a lei anche Giulio Maira, che è un neurochirurgo di fama internazionale. Ecco, insomma, direi un parterre de roi per un piano molto ambizioso. Gianni Minà dice che intanto complimenti e in bocca al lupo. La seconda cosa è questa:
Gianni Minà dice che la domanda del bravo intervistatore finale è sempre quella: che cosa farà domani? Ma io vorrei davvero dedicarmi, insieme a tutta la faculty che è composta da autorevolissimi colleghi di varie discipline, non solo giuridiche, ma che appunto affondano le radici nelle life science, perché il corso è interdisciplinare. Vorrei dedicarmi alla organizzazione e alla didattica di questo corso, perché noi siamo convinti, essendo una prima assoluta in Italia, che questo corso possa avere successo, possa creare un network virtuoso, e se la prima edizione, come ci auguriamo, avrà successo, chissà che non si possa pensare poi a trasformarlo in master e a dargli veramente un rilievo nazionale e perché no anche internazionale. È un augurio che condividiamo, grazie. Grazie davvero Antonino e una buona serata a tutti gli ascoltatori. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E allora, in bocca al lupo al professore Matteo Caputo e a tutto il suo team per quanto riguarda questo nuovo corso, appunto, che partirà nel mese di novembre presso la sede milanese dell'Università Cattolica, corso Executive in Diritto e Scienze della Vita. Credo che questa conversazione vi abbia messo abbastanza pulci nelle orecchie e allora chiudiamo questa settimana. Domani alle 9:35, se avete voglia, il garage dell'Alfista, altrimenti ci si ritrova lunedì alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Con noi ci sarà Maurizio Bolognetti e parleremo di libertà d'espressione e censura. E poi Carla De Bernardi con la Grande Milano. Grazie ancora, ci salutiamo con una canzone di Franco Battiato del 1985, Scalo a grado. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.